Una ricetta in meno di un minuto. Quella cucinava insieme ad Andrea, ma periodo che si avvicina, sapete com'è? Io mi porto avanti col lavoro, mi piglio una motolape e mi va bene a calia. Volete sapere di che si tratta? Allora, andiamo in cucina. Calia non sono altro che ceci cotti nella sabbia di mare ed è un prodotto che si trova nelle varie bancarelle e le feste di paese. Prendiamo la sabbia del mare, la laviamo, la setacciamo e la mettiamo in forno a 150 gradi per un'ora, così si sterilizza. Sbollentiamo i nostri ceci per un paio di minuti e li asciughiamo. Trasferiamo la sabbia in una padella vecchia, con un po' di sale la facciamo diventare rovente, cavora. Mettiamo parte dei nostri ceci e li mescoliamo. Quando cominceranno a scoppiettare e si vedrà diventare il cecio di color bianco, li possiamo tranquillamente passare ad un setaccio, il setaccio di metallo, mi raccomando. Prendiamo la sabbia, la rimettiamo in padella, facciamo rialzare la temperatura e continuiamo così l'operazione. Avremo uno scioccoppure calia. Bedda mate.